Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, anche in Calabria c'è massima attenzione sullo stato e la sicurezza di ponti e viadotti. Preoccupa in particolare lo stato del ponte Allaro sulla strada statale 106 Ionica nella Locride. Ecco le condizioni dell'infrastruttura. Ebbene, dal sistema di monitoraggio topografico inclinometrico è emerso l'abbassamento delle pile 5 e 6 del ponte. Ci sono insomma problemi ad alcune delle strutture che sostengono le arcate e così l'ANAS ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo e il limite di velocità di 30 km orari. Il ponte nel territorio di Caulonia è percorribile a senso unico alternato con regolazione semaforica. Il tratto è presidiato da personale ANAS e dalle forze dell'ordine. La prefettura di Reggio Calabria, guidata dal prefetto Michele Di Bari, segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione che preoccupa e non poco. Il ponte, fa sapere la prefettura, è monitorato H24 grazie all'ausilio di sofisticati sensori, ma chi è costretto a percorrere l'Allaro non si sente tranquillo. Notizie rassicuranti invece da parte di ANAS per quanto riguarda i viadotti Emoli 1 e 2 sulla statale 107 a San Fili nel Cosentino. Le verifiche effettuate non hanno fatto emergere criticità, sottolinea ANAS rispondendo al governatore della regione Mario Oliverio che il 25 agosto scorso aveva inviato una lettera corredata di foto al presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani e a Giuseppe Ferrara, responsabile del coordinamento territoriale della Calabria, attraverso cui si segnalava una situazione di grave criticità delle condizioni in cui sembrerebbe versare il viadotto. Anche l'Emoli preoccupa e non poco gli automobilisti che hanno più volte segnalato avvallamenti in corrispondenza dei giunti e vibrazione al transito dei mezzi pesanti. Ebbene, l'ANAS fa sapere che tra il 9 e il 10 agosto scorso i tecnici hanno effettuato sopralluoghi e verifiche e dai risultati della visita non sono emerse criticità per la stabilità dei manufatti. È stata comunque attivata la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria per 13 viadotti, tra cui Emoli 1 e Emoli 2, al fine di preservarne le condizioni di stabilità e allungarne la vita utile. I relativi lavori saranno realizzati, fa sapere ancora ANAS, nel 2019 tramite apposito accordo quadro.